Benvenuti, oggi è venerdì 23 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:42. La luna sorge alle 21:52 e cala alle 10:33. Oggi si celebra Santa Rosa da Lima. Il nome rosa ha origine latina e il suo significato si riferisce ovviamente al fiore. Il 23 agosto si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, allo scopo di imprimere il ricordo di tale tragedia nella memoria di tutte le popolazioni. La data è stata scelta a ricordo della notte tra il 22 e il 23 agosto 1791, che ha visto a Santo Domingo l'inizio delle rivolte che avrebbero poi giocato un ruolo cruciale nell'abolizione della tratta degli schiavi attraverso l'Oceano Atlantico. La giornata costituisce un'opportunità per la considerazione collettiva delle cause storiche, dei metodi e delle conseguenze di tale tragedia, nonché per un'analisi delle interazioni a cui questa ha dato origine tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi. Sono 79 le candeline per la cantante Rita Pavone. Chiamata Pel di Carota per il colore rosso dei capelli, partecipa al Festival degli Sconosciuti, dove Teddy Reno, che poi sposerà, la nota e la lancia sulla scena musicale. Ha solo 17 anni quando sforna il primo successo, La partita di pallone, cui seguono a ruota tutti gli altri, da Come te non c'è nessuno a Datemi un martello. Sfonda come showgirl anche all'estero, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. Festeggia 56 anni il cantautore Alex Britti, cresciuto a pane, rock and rhythm and blues, collaborando con due grandissimi come Buddy Miles e Billy Preston, arriva al successo alla fine degli anni 90. Il singolo Solo una volta diventa la colonna sonora dell'estate 1998 e lo proietta ai vertici delle classifiche italiane. Nello stesso anno, con le hit Mi piaci e Oggi sono io, si aggiudica 3 dischi di platino. Infine, oggi compie 51 anni il comico e conduttore radiofonico Giovanni Vernia. È diventato famoso per l'interpretazione del personaggio Johnny Groove, comparso per la prima volta a Zelig, e protagonista anche al cinema in un film diretto da lui stesso, Ti stimo fratello. 19 minuti dopo la mezzanotte del 23 agosto del 1927, nella prigione di Charlestown, vicino a Boston, Nicola Sacco venne giustiziato sulla sedia elettrica. 7 minuti dopo, la stessa sorte tocca al suo amico Bartolomeo Vanzetti. Alla notizia dell'esecuzione, per le strade di mezzo mondo si scatenano le proteste di migliaia di persone che hanno seguito l'intera vicenda dei 2 immigrati italiani. Il ciabattino della provincia di Foggia e il pescivendolo nativo del Cunese, giustiziati per un duplice omicidio che non hanno commesso. Sapete perché l'effetto serra si chiama così? Perché alcuni gas dell'atmosfera si comportano proprio come le pareti di vetro di una serra. Lasciano passare i raggi solari ma trattengono il calore riflesso dalla superficie terrestre. Questo effetto è fondamentale per la nostra vita. Immaginate che se non ci fosse l'effetto serra, la temperatura media sul nostro pianeta sarebbe di meno 18 gradi centigradi. Se ne avete sentito parlare in termini negativi, è dovuto al fatto che l'aumento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera a causa dell'inquinamento non ha fatto altro che aumentare l'effetto serra, che negli ultimi anni scalda la Terra in modo allarmante. Buongiorno ai 12.
Ancora Venere e la Luna chiedono dei chiarimenti sentimentali a tutto lo zodiaco. Vediamo cosa suggeriscono i segni zodiacali. Ariete, a voi sicuramente suggeriscono di addolcirvi e di vivere abbandonati o con una storia d'amore molto più rilassata e molto più all'insegna della passione. Avete tutti gli elementi per farlo, non confondetevi se la situazione sembra impossibile o distante. Toro, la giornata di oggi prevede una luna un po' emotiva, un po' pensierosa e non basterà il trigono di Venere per toglierla dai pensieri, ma tutto grazie ad una vostra decisione fulminea di mettere da parte l'orgoglio e fare una chiamata sarà sicuramente risolutiva per riprendere o quel rapporto affettivo a cui tanto tenete. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna amica e una Venere discronica. Molto probabilmente qualcosa dentro di voi è maturato e la consapevolezza di aver trasformato dei vostri sentimenti nei confronti di qualcuno in altro è decisamente una soddisfazione su un lavoro interiore molto ben condotto. Cancro, la giornata di oggi prevede, con la vostra luna energica e decisa, una presa di posizione. Oggi potreste essere un po' scontrosi con il partner in famiglia oppure pretendere che il vostro punto di vista sia in assoluto la soluzione migliore che fa per tutti. Ascoltate anche le esigenze degli altri. Leone, la giornata oggi prevede una stupenda luna di trigono che corrobora il Mercurio ormai rimasto solo nei vostri gradi e che lo stuzzica un po', quindi oggi è possibile una comunicazione affettiva in famiglia decisamente molto più rilassata e rilassante. Un leone che probabilmente non ha vissuto l'estate che voleva perché è concentrato in molte vicissitudini familiari che però hanno dato dei frutti positivi. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna un po' immersa in questioni che hanno a che fare con il passato. Avere dei progetti nuovi e sicuramente l'aiuto del sole in questo vi aiuterà a fare chiarezza, sono comunque i vostri intenti e soprattutto se questi sogni coincidono con dei progetti, obiettivi e delle cime da scalare per avere un successo professionale che da tempo meritate. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna in opposizione ed è proprio l'ambiente familiare che potrebbe stressarvi non poco, probabilmente però siete un po' nervosi forse perché avete dovuto mettere le distanze tra voi e una persona, anche se siete sempre in tempo per recuperare, oggi e probabilmente non vi staranno bene alcune condizioni e tenterete di cambiarle. Scorpione, una giornata oggi che prevede un cielo più disteso, più amico, il sole comincia già a fare sentire la sua presenza positiva, a darvi forza e coraggio ed è proprio questo la parte dell'estate più utile da sfruttare, anche perché qualcuno oggi potrebbe chiedervi di raggiungerlo in una località veramente molto bella. Accettate un invito? Sagittario, giornata oggi molto forte proprio perché l'opposizione Giove e Marte e quadratura del Sole iniziano un po' a farvi sentire un po' più stanchi del solito, ma la luna è in serbo delle romanticherie per voi e quindi una dolce presenza nella vostra vita vi aiuterà a fare del vostro meglio e a riprendere il sorriso. Capricorno, una giornata oggi di luna in quadratura, ma con Sole e Venere così ben messi e supportanti ai vostri gradi, nulla vi potrà togliere l'entusiasmo di una giornata passata effettivamente a coccolarsi e a convincersi che comunque in amore avete fatto la scelta giusta. Acquario, giornata molto interessante con una luna comunicativa che vi spinge a uscire, a relazionarvi e assolutamente a essere presenti a livello comunicativo, divertente e brillante, mentre il sole vi fa sentire meno stanchi perché non è più in opposizione. Saturno e Nettuno vi chiedono attenzione per risolvere delle antiche questioni patrimoniali e familiari. Pesci, giornata oggi che prevede una luna di seconda casa, quindi dovete accordarvi su qualche spesuccia a livello familiare o decidere di un ulteriore viaggio o un ritorno a casa. Probabilmente sarete impegnati nel riorganizzare tutto quello che riguarda l'impostazione familiare. In tutto ciò, delle buone notizie a livello economico.
Osservando i disagi degli automobilisti alle prese con superfici ghiacciate o invase dal fango, l'americano Harry Wade cominciò a lavorare a una soluzione. Partendo dalla scarsa praticità del sistema di funi adottato fino a quel momento, escogitò un sistema di grip flessibile e facile da smontare, una rete di anelli metallici da avvolgere attorno agli pneumatici. Nacquero così le catene da neve, il cui brevetto venne rilasciato a Wade il 23 agosto del 1904. Oggi voglio parlarvi di un famoso detto, "The squeaky wheel gets the grease", che in italiano possiamo tradurre con "la ruota cigolante riceve l'olio". E che cosa vuol dire? Semplice, se avete bisogno di assistenza o volete che qualcuno si accorga di voi, non abbiate paura a farvi sentire. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il 23 agosto 1977 all'aeroporto di Shafter, California, una folla si era radunata per vedere un mostro, una creazione dell'ingegnere Paul McCready. Non era un aereo tradizionale, ma una bicicletta alata con Brian Allen, un ciclista non professionista, alla guida. McCready lo aveva ingaggiato per partecipare a una sfida, vincere il premio Kremer di $50.000 per il primo volo umano con la sola forza dei muscoli. Con grande determinazione Allen pedalò furiosamente e nonostante la velocità molto bassa, il mostro si staccò da terra e volò a mezz'aria. 2 anni dopo, McCready e Brian Allen compirono un'altra impresa straordinaria. Attraversarono il canale della Manica con la bicicletta volante, ma l'ingegnere non si fermò qui, continuò a inseguire un sogno, progettare un ciclottero a propulsione solare. Purtroppo questo progetto rimase irrealizzato fino alla sua morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chiedetevi se siete felici e cesserete di esserlo. Io in realtà sono dell'idea che è bello essere consapevoli della propria felicità. Ad esempio, io sono consapevole e felice di dirvi che vi aspetto sempre qui domani con l'almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.